Questo programma è offerto da Club di Più. Sei single? Club di Più è la tua opportunità di scelta. Ben ritornati con noi, rieccoci insieme, è venerdì, quindi SPI-CGIL Veneto presente per tutti gli aggiornamenti. Ben ritornata Rosanna Bettella, ormai spesso qui con noi, che è responsabile del Dipartimento Previdenza dello SPI del Veneto. E allora ci sono diverse questioni che dovremo affrontare insieme, dovremo raccontare e spiegare ai nostri telespettatori. Da un lato c'è una manifestazione particolarmente significativa che si svolgerà a Roma, in modo particolare questo sabato, e riguarda i voucher principalmente, ma poi a livello estensivo altri diritti per il lavoro, per la democrazia, per la Costituzione. Una manifestazione a Roma, cui le conclusioni sono affidate a Susanna Camusso, perché milioni di cittadini hanno firmato sostegno del referendum sul voucher e si sono sentiti offesi, non rispettati. Che cosa è successo? Che messaggio voleva dare la CGIL? Che cosa invece è stato interpretato? L'intervento del governo che cosa ha violato, offeso? Insomma, cercheremo di capirlo bene insieme. Poi nell'altra parte della nostra trasmissione dedicheremo più spazio a parlare della 14ª, attenzione, arriva adesso la 14ª per i pensionati, vedremo per chi, per come, per cosa e tanti piccoli particolari interessanti, e poi ricorderemo altre questioni che riguardano sempre coloro che sono pensionati, quindi seguiteci bene con attenzione. Incominciamo. Sì. Manifestazione che avete organizzato perché? Perché quello per cui ci eravamo battuti, avevamo raccolto 3 milioni di firme l'anno scorso per il referendum, e avevamo presentato una proposta che è ancora in Parlamento, una proposta di legge sul nuovo statuto dei lavori. Insomma, poi alla fine la Corte Costituzionale aveva fatto passare soltanto un referendum, praticamente quello sui voucher, anzi 2, e quello sugli appalti. Per evitare una sì, mentre quello sugli appalti praticamente è stata modificata la norma e quindi insomma ci vede anche soddisfatti. Per quanto riguarda i voucher, praticamente sono usciti dalla porta, nel senso, il governo ha abolito i voucher. Invece di affrontare il tema come noi lo ponevamo, no? Come rimediare a quello che negli anni era stato stravolto rispetto a quando erano stati introdotti nel 2003, hanno preferito abolire proprio, togliere di mezzo la legge, ma però dopo per ripresentarla e quindi fargli rientrare dalla finestra, no? Come diciamo noi, peggiorando la situazione, perché di fatto si allarga la platea di chi può usufruirne e praticamente il voucher perde quella caratteristica che aveva inizialmente, e ripeto, quella che era stata introdotta nel 2003 vedeva anche il nostro consenso, insomma potevamo anche essere d'accordo, perché si riferiva a lavori occasionali, ma davvero occasionali, no? nel senso letterale del termine, e invece adesso questa nuova norma che è stata inserita nella manovrina, quindi collegata a tutte tante questioni, quindi veramente un colpo di mano che non ci aspettavamo, sono anche estesi per esempio alle aziende, identificando le aziende che hanno meno di 5 dipendenti a tempo indeterminato. Allora, aziende con meno di 5 dipendenti a tempo indeterminato ormai sono la maggioranza nella nostra realtà. Pensiamo a anche tutte le piccolissime aziende,
anche perché con la crisi, con leggi che non ci hanno visto naturalmente d'accordo, è entrato di tutto e di più nel mercato del lavoro. Sono aumentati a dismisura i contratti non a tempo indeterminato, quindi contratti che di fatto precarizzano il lavoro e non lo rendono solido, certo, e che possa dare una prospettiva a chi ce l'ha, e quindi insomma trovare 5 lavoratori a tempo indeterminato è molto facile. Questo significa che insomma tutti possono usare i voucher. Noi eravamo partiti con la richiesta di referendum su questo proprio perché da una misura, come dicevo, che doveva rivolgersi solo a quei lavori prettamente occasionali, si è arrivati a un'emissione di milioni e milioni di voucher che non stava né in cielo né in terra. Insomma, no, c'è stato uno straabuso di questo mezzo, che ha nascosto poi di fatto lavoro nero in parte, ma anche ha voluto far vedere emergiamo, però di fatto non dando diritti ai lavoratori soprattutto. Perché il tagliando il voucher esaurisce tutto appunto con il tagliando che si andava a prendere in tabaccheria. Non c'era maternità, non c'erano malattia, non c'erano tutta una serie di diritti che invece è giusto che il lavoratore abbia. E questi diritti dovrebbero far parte proprio di chi il lavoro lo fa, lo svolge non occasionalmente, ma con una certa regolarità. Allora non è più un lavoro occasionale. Noi abbiamo una nostra proposta, è dentro alla Carta dei diritti universali del lavoro, quella che dicevo prima, questo nuovo statuto dei lavori che abbiamo presentato in Parlamento, che è incardinata proprio nei lavori parlamentari, è nella Commissione Lavoro, e c'è scritto proprio molto chiaro all'articolo 80 e 81 cosa intendiamo, e anche chi sono i beneficiari, i lavoratori che possono usufruire. Vogliamo ritornare all'origine, insomma, no? Vogliamo ritornare a quella piccola platea che aveva bisogno di essere regolamentata perché era sempre nel grigio, no? Non si sapeva bene dove finisse e come venisse pagato chi, studenti, pensionati, no? Lavori proprio occasionali in casa, il giardinaggio, qualche ora di giardinaggio, qualche ora di babysitteraggio, l'accudimento degli anziani non per un accudimento di 30, 36, 40 ore alla settimana, perché quello non è mica un lavoro occasionale, quello ci vuole un vero e proprio contratto di lavoro a tempo indeterminato. Ma quando per esempio devi sostituire l'assistente familiare che si assenta, no, per la domenica, per dargli, insomma, proprio quelle situazioni molto ristrette, no? E gli studenti che fanno i lavoretti per pagarsi, non so, le loro cose, no, per l'inverno, eccetera. Ecco, a quello vogliamo tornare, e invece poi abbiamo visto che negli anni varie normative, vari allargamenti, lo stesso Job Act aveva stravolto questo istituto, insomma. E quindi noi, siccome come organizzazione sindacale non potevamo assolutamente stare zitti e accettare una situazione del genere, no? Un stravolgimento e una deregolamentazione così eccessiva, avevamo raccolto le firme per fare un referendum, perché nella richiesta continua che noi mettiamo in campo sempre di incontrare il governo, di aprire un tavolo su questi temi, non c'è mai stata risposta. E allora a un certo punto provi una volta, provi due, provi tre, a un certo punto allora pensi a un altro modo per portare risposte alle lavoratrici e ai lavoratori. Abbiamo presentato questa proposta di legge e abbiamo raccolto le firme per dei referendum. Erano
c'erano 3 referendum, uno sull'articolo 18 e quello la Corte Costituzionale ha detto che non era ammissibile. Non ce la siamo messa via su questo argomento, dovremmo assolutamente ritornare ed è sempre discutendo quella Carta Universale dei diritti che potremmo affrontare anche questo tema. Il tema dei voucher, come ripetevo prima, e degli appalti, che doveva vedere la responsabilità di chi appaltava i lavori, no, rispetto a situazioni improprie, a situazioni illegali e quant'altro. Ecco, mentre questo è stato risolto, quello dei voucher appunto ce l'hanno tolto e guardate, la cosa che proprio più ci ha fatto anche male, insomma, è che la contromisura, no? L'aver rimesso in campo i voucher addirittura peggiorati è stato un giorno prima del referendum che avremmo dovuto a cui avremmo dovuto meglio non andare a votare. No, se l'esito era politicamente è proprio stata una cosa davvero molto, molto grave per noi, molto pesante. Quindi questa manovrina è passata, no? È passata ieri al Senato, ma noi domani saremo in piazza e saremo davvero, davvero in tantissimi. Sono previsti 2 cortei, uno che partirà da Piazza della Repubblica alle 9 e uno che partirà da Piazzale Ostiense sempre alle 9, per poi confluire entrambi in Piazzale San Giovanni, in questa grande piazza, e a mezzogiorno ci sarà appunto la nostra segretaria nazionale Susanna Camusso che farà il suo discorso. E perché chiediamo rispetto, perché chiediamo che la democrazia non sia calpestata, insomma, no? E che con le parti sociali ci sia un vero dialogo. Non c'è, questo dialogo non c'è, anche se sono aperti dei tavoli, ma su certi temi, e guarda caso poi in questo periodo sono anche fermi, no? Non sappiamo bene come stanno progredendo, perché c'è stato un primo tavolo a settembre con alcuni ministri in cui abbiamo ottenuto noi, per quanto riguarda i pensionati, la 14ª, di cui poi parleremo più diffusamente, ma poi si è aperto il secondo tavolo, la seconda fase, diciamo, della contrattazione, in cui il tema principale è la pensione futura per i nostri giovani, come vediamo il futuro da anziani dei giovani che sono al lavoro adesso, e per noi è un tema veramente importantissimo, perché se non pensiamo a questo ne va del nostro paese, insomma, no? Ne va della nostra società. Ecco, ancora non si sa e non abbiamo chiedere alla regia notizie. se rimette in onda il messaggio di prima, che sì, un po' va a correlamento di quanto si diceva, perché se non si pensa appunto al futuro, ma sembra proprio che il nostro governo non pensi mai un po' più in là. Cosa vi stupisce di questi governi? Sono messi dall'alto e di certo non è al cittadino che rispondono, ma ad altri interessi. Ormai siamo alla deriva della democrazia e quando chi governa non ha bisogno del voto del cittadino, anche le proteste semplici non servono più. Beh, la nostra non è una protesta semplice, proprio perché domani porteremo migliaia e migliaia di lavoratori e lavoratrici e di pensionati, quindi non ci siamo limitati a una presa di posizione sui media, no? E sui giornali, ma andiamo a Roma, e andare a Roma è comunque un sacrificio per tutti. Ma bisogna vedere dall'altra parte il governo e come quindi prende queste... noi auspichiamo che, insomma... No, perché per voi è complesso anche organizzarle, eccetera. Beh, certo. E comunque per chiunque partecipi a queste manifestazioni. Dall'altra parte invece sembra nulla di fatto. Cioè, sì, no, proprio... non prendere in considerazione la manifestazione che ci sarà domani sarà veramente un segno molto, molto negativo, no? Significa proprio... che si è rotto il rapporto con i cittadini, perché i lavoratori e le lavoratrici sono il corpo vivente, il corpo importante, no, della nostra società, e anche i pensionati, perché sono un numero piuttosto numeroso, e appunto non ascoltarli, non volerli ascoltare, vuol dire che hai rotto il legame proprio con la società civile.
Assolutamente, ma sostanzialmente che intervento vi auspichereste per mantenere, perché c'è ad esempio anche i pensionati utilizzavano i voucher di fatto, quindi c'era anche questa questione qui. Un attimo solo che leggiamo i messaggi. Se siamo arrivati a questo punto la colpa prima è nostra, ora protestiamo, ma chi vi dovrà ascoltare si fa 4 risate dell'opinione del popolo, solamente se gli farete paura vi ascolteranno. Sì, ecco, io non capisco quest'ultima frase, solamente se gli farete paura. Cosa vuol dire? Nel senso, violenza, no. Le organizzazioni sindacali non... Però la paura l'hanno in realtà, la paura l'hanno avuta quando hanno fatto sì che il referendum non ci fosse. Certo, quella è stata per esempio un esempio di paura, cioè sì. il rivedere che il referendum che c'è stato con Renzi è stato una critica netta a quel governo, ecco, tutto quello che ha comportato, sì. Per non rivedere la stessa situazione certo. hanno preso paura, e questo è un dato di fatto, quindi vuol dire che ci sono delle situazioni in cui lo scontento di massa popolare muove a livello politico, però bisogna che siano delle azioni magari proprio a livello unitario. Chiedo, siete a livello unitario o non avete... no, domani non siamo a livello unitario perché anche la proposta di legge è nostra, è della CGIL, anche se comunque c'è stato un dialogo con CISL e UIL, su molte parti della nostra proposta di legge c'è anche... sono anche d'accordo e infatti c'è in prospettiva, no, un ritornare su questi temi insieme, ci mancherebbe, anche perché sui diritti dei lavoratori e delle lavoratrici siamo tutti d'accordo. È il modo, forse no, forse quello che ci differenzia è che noi abbiamo pensato che presentare una proposta di legge fosse un modo forte, insomma, no, importante per CISL e UIL, forse hanno pensato che quella invece non era la strada, però ripeto, i motivi di fondo ci vedono assolutamente d'accordo e quindi senz'altro ci saranno altre occasioni per stare insieme. Ci sono già in tanti, anche a livello territoriale, a livello locale, per cui non è compromessa, ecco, non è compromessa l'unità, anzi noi la ricerchiamo sempre e in ogni momento. E voi qui chiedete rispetto per il lavoro, in questo caso qua certo. Ci siamo, per la democrazia e per la Costituzione, perché? Sì, perché noi pensiamo che questo modo, come dire, di aver tolto la legge, no? Abolito la legge e quindi far decadere il referendum, per poi dopo reintrodurre sullo stesso tema immediatamente, sia anticostituzionale. Per cui non può essere, è proprio uno scippo, no? Quello che è stato fatto, un vulnus, noi lo chiamiamo vulnus democratico, insomma di democrazia, e quindi anche anticostituzionale. Il referendum è un diritto costituzionale e tu non puoi aggirarlo in questo modo, con un inganno, perché di fatto è un inganno. Perché eravamo disponibili da sempre, troviamo il modo, modifichiamo la legge, avevamo chiesto, c'era scritto nel referendum come modificare e questo non l'hanno voluto, allora da una parte lo togli e dall'altra lo introduci, insomma è davvero abbastanza per lasciare perplessi. Sì, non si era mai verificato, non avevamo mai avuto questa esperienza. Esatto. Allora andiamo in pubblicità, poi quando ritorniamo affrontiamo anche altri capitoli molto importanti, tra cui appunto la 14ª che sta arrivando tra poco.